Vi voglio raccontare un po' quelle che sono state le figure di merda che ho fatto negli anni, in questi 10 anni con Carolina, no? Facendo gli spettacoli. E pensandoci bene non vi ho mai raccontato queste cose, di quello che succede durante gli spettacoli. Ne sono successe, ragazzi. Cioè mi sono segnato alcune cose da dirvi, delle figure di merda che ho fatto proprio, ma sicuramente ci sarà qualcos'altro che non mi ricordo. E ho ordinato un po' tutte queste figure di merda in ordine di gravità. Gravità si dice, comunque, avete capito, no? Cioè, dalle più piccole alle più grandi. Alla fine ci stanno due figure di merda che fanno paura, ragazzi, veramente fanno paura. Quindi vi inizio a raccontare questa qua. Vabbè, io quando vado a fare spettacoli ho il mio copione scritto di ciò che devo dire, ma nella maggior parte dei casi, nella maggior parte del tempo, io improvviso. Quindi vado vicino alla persona, improvviso, parlo, chiacchiero, improvviso. E quindi mi ritrovo a parlare sempre con più persone, chi picchiariello pazzi assai, mi diverto, ci divertiamo. Quando a un certo punto in uno spettacolo, su più spettacoli mi è capitata questa cosa, purtroppo che capita, va che vicino a un bicchieriello, va vicino a una persona e comincia a parlare, no? Magari che uscì con me, si fatta così, e si crea tipo un discorso, no? Che voglio che quella persona mi deve rispondere per poter fare la battuta, e chi non parla, non mi risponde, mi guarda cosa, oppure se parla in un modo strano, quindi mi risponde parlando in un modo strano e io da Carolina lo piglio pure in giro, perché ma che spazio mai questo, non capisco, ma che dici questo, ma i roi questo, la fraolia, sai i roi questo, non capisco. Tutti questi fatti che quando poi ho fatto tutte queste cose qua, dopo aver fatto queste battutine, no? E dopo che ho scherzato sul suo modo di parlare, quando all'improvviso viene un parente, no? Chi poi è sordo, chi poi non sente. E dico, ma mi dice sto faccio, e dico è avvisata, ma no, nel senso perché se non mi trovo a fare uno spettacolo, va a chiappare le persone che hanno già chiappato fondamentalmente. Su altre feste mi è capitato pure dove c'erano ragazzi speciali e io ne saccio perché ad impatto non si pareva. E io si sto a pazziare, e là mi concentro sull'andare a far ridere, no? Mi è capitato di chiappare pure magari un ragazzo speciale, persone che comunque sembrano poco buone, e io l'ho pigliato in giro, però aspettando una risposta. Se sta risposta non arrivava, io poi pigliavo la palla in balzo per far ridere ancora di più. E la roba mi dice, no, chi lo vogliono così. Quindi vi lascio un po' immaginare me stesso con la parrucca in capo e mi trovo in queste condizioni. Ma che se ne è niente. Cioè, queste sono piccolezze di quello che succede, veramente di quello che mi è successo. Ci sono cose molto più pesanti che mo vi dico. Ad esempio, mi ritrovavo a fare uno spettacolo e là non so se si chiama Buscan, però nel senso è capitato una mezza cosa. E facciamo questo spettacolo e io ogni volta ho delle battute preparate. Ho già delle battute che devo fare a quelli che tengono Mallone, a quelli che è Kurt, a quelli che è Avat, ok, le tengo segnate e le faccio poi nel momento in cui vedo a quelli con Mallone. Nella festa già so c'è la battuta che già fa, che sembra improvvisata, ma non è una battuta improvvisata, è preparata, però sembra improvvisata. E mi capita spesso che acchiappo tipo i vecchietti che tengono un buff, tengono un bello buff. E io vado vicino, teniamo pure tre bastoni, perché ho tre bastoni a quella figura con un baffa così. E quindi pare in questo modo. E la prima volta che non mi risponde, la seconda volta non mi risponde, la terza mi risponde, in quel caso non era surdo, ma chi le si nervosetto, chi le si incazzaia. Ma io che a un certo punto sai zaio, i parenti letterano a fermare, veloce. Cioè io stavo pazziando perché fondamentalmente chiamatano comici in una festa, oggi pazzia su lì, gioco con voi. E comunque si alzò, non mi ricordo che succedette, comunque i parenti fermano, mandaretto, comunque un signore se ne ascetta, se ne uscì fuori e quindi io dicevo, i parenti capite, dicevo, non pensare che le poi a così, non pensare che le poi si incazza subito, non lo pensare. E io dicevo, vabbè, passiamo a presto, perché poi quando si rompe l'atmosfera comica che tu vai a creare, la parola per pigliare, per far tornare a ridere. Vabbè, comunque che fa? Il signore esce fuori e noi continuiamo lo spettacolo per quello che dovevamo fare. E quando va all'improvviso continua a giocare con le persone, le faccio una parodia, uno sketch, un quant'altro, e va vicino a un guaglione e là va a appare vicino a sto guaglione. E vedi che pure chi sta un poco così, un poco infastidito, un poco bello e buono, mi fa un parente che stava a rete, che il tuo figlio fa. Cioè dico io, ma com'è possibile? Tale padre, tale figlio, pure un figlio si è nervoso che la sera, quindi io ho detto a chiappa proprio un figlio, cioè dico io, no? Che è venuto a farsi festa, è stato a casa, perché sennò veramente non si può nemmeno scherzare.
Ma questo non è niente, questo sono piccolezze proprio, mi sono capitate. Mi sono segnato, qua pian piano arriviamo proprio a quelle figuracce, ma passando, ma figure di merda, passando proprio. Cioè, tipo in questo caso andai ad un compleanno di un bambino, no, era una comunione di un bambino, e niente, poi ci stanno sempre le solite battute che io faccio, hai fatto 18 anni, no? Ho fatto la comunione a 18 anni, gioco e scherzo su sta cosa qua, e dico sempre, sei felice che Carolina è venuta a te trovare, sei felice che sto qua? E chi lo fa? Sì, pure perché mi pagano. E su questa battuta qua, beh, c'è sta Resatella e quant'altro, e poi dico, fammi vedere, sto a patata, ma da papà, no? Dico, sto a patata, ma da papà, perché se no chi sta fuori, mi fa uno spettacolo e non mi paga. La butto sul ridere e scherzare, upata, sto. Quindi mi fermo, mamma, no, chi le può stare in galera? Mannaggia, dico io. Ma volete avvisare? Me lo volete dire che un cristiano sta in galera? Cioè che io non mi metto a cercare un patito da tutta la sala. Annanzi un figlio, che il figlio poi secondo me pure pensava, no? Dice, aspetta, ma chi sta cercando a papà? Ma chi non so che sta in galera, papà non ci sta. Cioè, mettetevi un po' nei miei panni, in questo caso nei panni di Carolina, ma è una situazione che è indescrivibile. Come la fai a prevedere? Non riesci a prevedere un qualcosa del genere, purtroppo non si riesce. E ci stanno le ultime 3 figure di merda, che questa ha una gravità abbastanza alta, una cosa proprio di me, perché io non vedo buono, e sto fatto che non vedo buono, non riconosco le persone, faccio i guai. Andai alla comunione di del figlio di Nancy Coppola. Fece la comunione. E niente, io si faceva proprio tardi là, perché c'erano tanti cantanti, Franco Ricciardi, tutti quanti, e entrai pure io per fare il mio spettacolo, e ero ospite a quella festa. E c'erano ovviamente come ospiti gli altri cantanti pure, ok, quindi Stefano comunque assettata, in sala, in mezzo ai tavoli e quant'altro. E io ovviamente iniziai a fare lo spettacolo, e dicevo, ma non va vicino a un cantante a pazziare, perché può apparire poco brutto, va vicino a una persona che magari ne ha nessuno, tra virgolette, una persona dove io posso scherzare e via, non va vicino a un cantante per questione di, vabbè. E niente, continuo a fare il suo spettacolo e vado a giocare vicino a una persona, facendo uno sketch che riguarda, tipo, io faccio una canzone Nuri Cuttara, non va venire, queste cose qua, e vaga poi vicino a una determinata persona, parlando sempre su fare ricotto, cose, questi fatti qua. E vedo che mentre pazzi con questi che si pazzi con me, i pazzi con questi si pazzi con me, poi lo voleva una poco strana, ma non riusciva a capire. Vabbè, poi vedo che non si crea quella sintonia, non nell'andare a scherzare, passa a presa. Quando finiamo di fare lo spettacolo, poi per le buone frate mi dice, ma tu ne hai visto a chi era? Com'è? Scusa, perché chi era? No, chi era Nando Mariano. Io non l'ero riconosciuto, ragazzi, non avevo riconosciuto che era Nando Mariano, perché se no non mi poteva passare vicino a esso, Uri Cuttaro, cioè, immaginate un po', ma non lo sapevo, ma nel senso non l'ho riconosciuto, purtroppo io non vedo manco, io quando sto a fare lo spettacolo, faccio lo spettacolo, punto e basta, capite, non do conto a tanti dettagli, perché a parte non vedo, poi sto concentrato a pensare a quello che devo dire, alla risposta che mi dai, devo essere pronto poi a contrabbattere e quant'altro, cioè, quindi tanti dettagli, io me li perdo proprio, okay? E quella è stata una figura di merda non consapevole, cioè l'ho scoperta dopo sta cosa qua, ma vabbè, comunque è stata una cosa che... E qua ci stanno le ultime 2 figure di merda, vi dico questa qua, ma c'è l'ultima che... è irripetibile, non può mai capitare più una figura di merda del genere. Vi dico prima questa, che forse magari già conoscete. Qui io andai a fare uno spettacolo, era tipo un ristorante sempre, ed era a piano terra, dove c'era sto piano bar che mi doveva presentare, e quindi gli ospiti comunque, dopo che lavoravo con Raffaello Paz, la presentatrice fa Raffaello Paz e Carolina, io faccio tras, e mentre sto dicendo buonasera, mi fermo un po', o scalino intero non vorrete proprio, che di noi c'è intero e volevo pure la parrucca a capo, e di questo c'è un video che adesso vi metto. Mi piace Raffaello Paz, un applauso! Ha fatto un video!
E voi guardate qua, no? Che cazzo va a capitare? Che lo scalino che era tanto, in un'overetta proprio, io non lo vidi proprio. Quindi andai proprio diretto, no? Buonasera, se ne fu a parrucca a capo, cioè voi immaginate che a uno se ne fa la parrucca a capo, no? Mentre nel personaggio è una cosa brutta, è una cosa bruttissima, ragazzi. E quindi a pigliare il ridere e pazziare, avete fatto il video, ero passato a me, perché a pane e puparola almeno. E quello là pure è stato tragico. E mi feci male il ginocchio, infatti sono gonfio il ginocchio in un modo incredibile. Però feci finta di niente, mi faceva male il ginocchio, ma continuavo a saltellare e quant'altro. E là è stata una cosa che è rimasta nella storia di Carolina. Cioè là ogni tanto noi parlavamo, ci ricordiamo, ti ricordo quando sei caduto e via. L'ultima figura di merda, questa ve la devo raccontare per bene, piano piano, perché qua c'è dell'incredibile, una cosa che nei film. Andammo a fare sto spettacolo, noi rare volte ci capita di fare spettacoli in discoteche e come ben sapete le discoteche, i locali sono luci soffuse, stanno in luce, stanno più in penombra rispetto al ristorante. Andiamo a fare sto 18 anni, tanti anni fa, 6-7 anni fa, andiamo a fare sto spettacolo e mentre facevamo sto spettacolo effettivamente noi avevamo una parte dove facevamo il fattore delle canzoni, no? A parlare con le canzoni e Samuel e Raffaele facevamo sta parte qua e arriva a un certo punto io facevo sempre tipo che prendevo uno del pubblico, lo prendevo e dicevo tipo va a te, non mi ricordo, una cosa del genere, comunque faceva parte della canzone che poi stavo imitando, stavo cantando e quindi pigliava un nuovo pubblico, pigliava e urtava là, ok? Però mi sceglieva sempre la persona per capire chi è che poteva stare al gioco e quant'altro. Non è che lo pigliavo, sbatteva in terra, lo pigliavo, spostava così. E che successe? Che noi intorno avevamo tutte queste persone e noi stavamo in mezzo a fare un spettacolo. E io a già scegliere a volo una persona, vado vicino a questa persona, prendo con il braccio sto ragazzo, lo tiro, all'improvviso tutto quanto, oh! Che è successo? Io ancora non ero capito niente, E per tu io ma che ci fatto? E pensate che stava la canzone sotto, poi era continuato a cantare in tutto ciò, non capito niente. A l'ho venuta la canzone, perché poi tutte le persone vicino a guaglione, poi, mentre noi stavamo cantando ancora, noi stavamo cantando, e tutti i guaglioni, tutta la gente vicino a Kill, ma che ci fatto? Che è successo? Che è? Guaglione, Kill teneva la protesi. Tenevo un raccio finta, io ci stavo tirando, ci stavo provando proprio un raccio, cioè vi rendete conto che situazione di merda? Ma io che ne sa, hai in scuro, una mano finta, ma io come la vega? Cioè come faccio a vedere una mano finta? Cioè è impossibile, no? Soprattutto sto caparrucco, sto concentrato, sto a cantare, piglia uno con il braccio tira, io ci stavo provando un raccio, e dopo, per finire lo spettacolo, andai vicino e dice guarda, Fra, mi devi scusare, ma io che cazzo ne sai, cioè, ma io che ne posso mai sapere che tu ti un raccio finta e tiri la protesi, anche perché chi le teneva una mano, era una mano finta, e io ce la terrai proprio, tutto quanto sapevano, tranne ma mi volete avvisare, è stato che lui non accorto il tenere, niente, questo è stato per me, secondo me, la cosa proprio più gigantesca, una figura di merda che uno si racconta, nessuno ci crede, hanno fatto del genere, perché è una cosa che capita in un modo raro. E queste sono più o meno le figure di merda che ho fatto e che mi ricordo, ma sicuramente c'è stata qualche cosa che io non mi ricordo, ragazzi. Sicuramente c'è qualche cosa che non mi ricordo per niente. Ma ne ho fatte parecchie, ma queste qui sì me la ricordate perché sono le più pesantelle, soprattutto quest'ultima indimenticabile, una cosa assurda proprio, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti qual è la figura di merda che vi ha fatto più ridere e qual è stata la più divertente. A me, secondo me, ho fatto pure in Nando Mariano, non c'è male perché lo riconosceranno quando andano a Napolitana e a sfotterlo, cioè capite, a prenderlo in giro un po' che... Poi c'è sta caruto, un braccio, ma va bene. Fatemi sapere voi nei commenti qual è stata la figura di merda vostra preferita. Per caso me ne facciate, capite? Tanto tengo a portare mano.